Via. Buongiorno, siamo alla domenica pomeriggio del primo giorno del Vinitaly e siamo qui per incontrare Eugenio Arnullo dell'azienda agricola Miru. Siamo in Piemonte, provincia di Novara, Ghemme. Vuoi dirci qualcosa sulla tua azienda, Eugenio? Certo, la mia azienda nasce nel 1970 da una tradizione della famiglia, attualmente ha 10 ettari di viticoltura tutta in produzione e facciamo 10 vini. Ma sulle cose più importanti diciamo che dal 1982 abbiamo iniziato la nostra attività integrata con l'Università di Milano e da allora produciamo questi vigneti dal massimo rispetto Quali sono i tre vini di punta dell'azienda? I vini di punta sono la Vespolina, il Nebbiolo e il Ghemmi. Cosa ci fai assaggiare adesso? Un Ghemmi riserva del 2005. Ce lo racconti un attimo? Così facciamo venire voglia a chi ci sta vedendo che non può assaggiare, venite a provare. Allora, un Ghemmi nasce con il 90% del Nebbiolo e il 10% di Vespolina. Vinificazione tradizionale a 28-30 gradi, dopodiché fa 5 anni di botte di rovere grande, noi non abbiamo piccole botte, ma tutte botte che vanno dai 20 ai